Primo punto stagionale per il giovane Camarat di Renato Maggio che ferma con il risultato ad occhiali la più quotata Parmonval di Corrado Mutolo. Un pareggio alla fine giusto che premia la grande volontà dei giovani cammaratesi che hanno sfiorato il successo con un gran tiro di Giovanni Monreale che ha colpito un clamoroso palo. La Parmonval, solo nella parte finale del match, con il Camarat rimasto in 10 uomini per il doppio giallo ad Arcieri, ha impensierito il portiere di casa Diemere. Il portiere Demiere è stato autore di 3 interventi risolutivi sulle punizioni di Terzo e Manfrè e nel finale su un tiro di compagno destinato sotto la traversa che il portiere di casa ha alzato in angolo. A fine partita applausi per i ragazzi in maglia biancazzurra del Camarat da parte dei tifosi che li hanno sostenuti per tutto l'arco della partita. Molto adirato il tecnico ospite Corrado Mutolo che ha definito presuntuosa la prestazione dei suoi ragazzi che dovevano e potevano vincere questa partita. In definitiva il pareggio comunque non fa una grinza in quanto le due squadre alla fine si sono equivalse per le occasioni avute.